Ciao bambini, lo sapete perché vi abbiamo regalato questa borraccia? Di che materiale è la bottiglietta d'acqua che vi portate a scuola o in mensa? È per caso di plastica? Lo sapete che nel territorio di Venezia, dove viviamo noi, ci sono circa 38.000 bambini che vanno a scuola, proprio come voi? 38.000! Ma che cosa succederebbe se ciascun bambino portasse ogni giorno a scuola una bottiglietta di plastica? Si produrrebbero circa 570 kg di rifiuti di plastica, circa 3 tonnellate a settimana, quasi quanto un elefante enorme così. E poi? Dove va a finire tutta questa plastica? Bisognerebbe smaltirla, ma non sempre viene smaltita nel modo corretto. Anzi, a volte viene gettata proprio nel mare. Sai quanto ci mette una bottiglia di plastica a degradarsi? 1000 anni, 1000 anni. In questo momento gli oceani contengono oltre 165 milioni di tonnellate di plastica, oltre 55 milioni di elefanti di plastica in mare. Milioni di elefanti! E se continuassimo così, l'ONU ci ha detto che tra 40 anni non potremo più fare il bagno e nessuno vuole nuotare in un mare di plastica. E allora? Dobbiamo imparare a non usare e buttare continuamente. Usi, getti, basta! Impariamo ad usare le borracce e non 1000 bottiglie di plastica. Ma se proprio dovete usare la plastica, allora imparate a riusarla e riciclarla. Sai quanti giocattoli potrebbero rinascere da delle bottigliette riciclate? E ricordate, non si è mai troppo piccoli per fare la differenza. Neanche troppo grandi. A posto? No, ricordatevi di usare la borraccia. Mi raccomando, fatelo per me. Anche per me. Fatelo per me. Anche per me. Anche per me. Fatelo anche per voi. Fatelo per tutti!